ristoranti tedeschi abbiamo quasi già finito di mangiare. Ne abbiamo ordinato, ci hanno detto ma ce la fate a mangiare tutto? E noi sì. Giorno 2. O giorno 1. Perché due? Ieri abbiamo solo viaggiato. Abbiamo anche mangiato. Ma Giorgino! Sono molto triste perché ero convinta di aver ordinato un'omelette salata con dentro di mirtilli rossi, in realtà è una crepe con i mirtilli rossi. C'è un momento di avvilizione. No, non ne voglio. Adesso siamo arrivati a 1000? 2450, una roba simile. Ecco, 2450, non 1400 come pensavo io. Ottimo. Portatemi in montagna ma non ditemi dove siamo. Meno male che Simone mi ha comprato il gancio qua, fichissimo, dove non devo tenermi la Canon al collo e divento un cammello, praticamente. Così. Ah no, aspetta, è un video. E oggi andiamo sulla funivia del Renon a Bolzano. Cosa si mangia a Bolzano di tipico? I canederli. E da tutte le altre parti i canederli. Ho appena scoperto che Simone ha comprato la bottiglia di Traminer ed è a casa e non me l'ha mai detto perché ha paura che me la bevo da sola. Che cazzo ride, no? Non so. Ci stiamo nascondendo da Giorgino. Io ho fame. C'è anche il decalogo di tutti i canederli. Firenze ci abbiamo messo per fare 30 km 3 ore perché praticamente tutto il Trentino ha pensato di fare come noi e venire a vedere Merano oggi. Trovato il ristorante migliori di tutta Merano. Calmuens.
C'è Giorgino che mi trascina a destra, manca Simone che va completamente dall'altro lato e io sono piena di vino. Comunque era tutto buonissimo, super consigliato, ho fatto le foto ma non il video perché mi sono mangiata tutto. Dove stiamo andando? Al rifugio Paolina. Non si nota ma è grande come la sua testa, sto stinco. Spada Era nella Giorgino che annusa. Si mangia!